Francesca Spangaro, giornalista e conduttrice. Da anni la domenica vive solo di calcio. Chiedetele cos'è un fuorigioco, ma non in quanto tempo cuoce un uovo sodo. Paolo Zoppolatti, chef, ristoratore e volto televisivo. Tecnica, creatività e conoscenza del territorio, i suoi punti di forza. Ora una nuova prova del fuoco lo aspetta: trasformare Francesca in una food blogger di successo. Riuscirà il buon Paolo a farle abbandonare il microfono per il mestolo? C'è tempo fino ad agosto per saperlo. Intanto, acqua in bocca. Cari followers, ormai vi chiamo così, voi che seguite Acqua in Bocca, devo dire che questa avventura comunque da apprendista videoblogger, se non altro, si sta rivelando varia, perché dopo la prima puntata così di conoscenza c'è stata l'esperienza in fiera e oggi, come vedete, sono in aperta campagna, perché Paolo Zoppolatti, l'ho sentito poco fa, mi ha detto che vuole già farmi fare un passo ulteriore, ovvero conoscere proprio il mondo delle carni di qualità e anche tutti i tagli, capire proprio come quello che arriva sulle nostre tavole e quello che poi andremo a cucinare. Mi ha indicato due luoghi in particolare. L'approdo finale sarà il gruppo Carni Friulane ad Aviano, ma oggi siamo a Valvasone Arzene, scopriamo perché tra poco. Il nostro viaggio oggi sarà davvero molto lungo e particolare. Comincia in compagnia di Renzo Cinasero, che poi ci condurrà ad Aviano al gruppo Carni Friulane, del quale è presidente. Ciao Renzo, intanto e grazie. Ciao a te, benvenuta. Perché mi hai portato qua? Qua ti ho portato perché è l'inizio di questa filiera del marchio Acqua, dove veramente qui diciamo parte tutto per arrivare dove andremo alla fine al gruppo Carni. Qui non è una scrofaia, si trova a Valvasone. E qui siamo proprio in una sala parto dove vedi le mamme, dove vedi i piccolini, hanno circa 15 giorni. Qui proprio parte la partenza di quel progetto nato tanti anni fa, che oggi diciamo si è avverato. Quanto rimangono qua? Qui rimangono circa un mese con la mamma, poi loro vanno nel sito 2, che è uno svezzamento, mentre la mamma torna nel suo reparto gestazione, tutto diciamo a box. Qui oggi la vedi in gabbia, ma poi col benessere animale, perché anche questo allevamento è certificato come gli altri, va messa nei box con le altre. Quindi è solo una cosa temporanea, proprio come accade alle mamme quando sono... Esatto, di 21 giorni, per fare tutte le operazioni che servono, per schiacciamenti e altre cose. Ci spostiamo perché mi hai preparato tutto un lungo tour, quindi ci rivedremo tra poco. Non sveliamo ancora. Siamo arrivati a Valvasone Arzene, dove c'è l'azienda agricola di Renzo Cinasero, che abbiamo appena conosciuto. Ci sta aspettando per farci vedere proprio la sua azienda ora. Renzo, qua siamo all'aperto, ma è solo una piccola parte da quello che mi hai raccontato poi venendo qua della tua azienda. Sì, questa è una nicchia, diciamo, poi vi faccio vedere veramente l'allevamento dei suini all'ingrasso, quelli che facciamo per la filiera dell'acqua, che poi vanno consegnati al gruppo carne. Diciamo. Questa è una piccola nicchia che vedete che facciamo dei maiali, diciamo, per passione più che per numeri. Noi qua grazie a voi stiamo facendo veramente tutta la filiera, davvero, dal produttore al consumatore, anzi dalla nascita, proprio perché abbiamo cominciato da lì la nostra puntata. Qua vorrei capire con te appunto anche quelli che sono i dettagli relativi appunto a come vengono allevati i maiali, a qual è la loro alimentazione, proprio in riferimento a quelli che sono i disciplinari che dovete rispettare. Sì, ecco, non dimentichiamoci che sul discorso che poi andremo a vedere, sul discorso del macello, qui c'è un disciplinare molto chiaro per lavorare col marchio Acqua, che bisogna rispettare, che diciamo è l'80% dell'alimentazione entro i 90 km, e poi non dimentichiamoci che c'è il benessere animale per gli spazi e l'ambiente, che è molto importante, perché se no non si può partecipare a questo disciplinare. Quando è nato questo tuo allevamento, questa tua azienda? Questa è nata nel 93, diciamo, con 900 maiali. Oggi questa azienda produce a gruppo carne circa 13.000 grassi, consegna all'anno. Cavoli, un bel lavoro e non c'è solo questo, però mi pare che
hai anche un impianto a biomassa che è assolutamente innovativo. Sì, è un impianto biogas, è uno dei primi nati in regione, solamente a Liquami è stato concepito, è un 100 kW, diciamo, con tutte le deiezioni degli animali vengono convogliate in una prevasca e viene fatto, diciamo, questo gas che poi forma questo impianto da 100 kW, è uno dei pochi che è in regione, diciamo, concepito con questo sistema. E è un lavoro full time il tuo, immagino. È un lavoro full time, sì, anche con i ragazzi, comunque lavoriamo con i turni perché questa è un'azienda, diciamo, molto computerizzata, poi magari vi faccio vedere la struttura all'interno che ci permette come manodopera di essere, diciamo, qualche persona in meno e lavorare anche meglio senza fare molta fatica. Ecco, sfattiamo magari un falso mito: grandi numeri non vuol dire necessariamente bassa qualità, anzi qui è tutto il contrario, insomma si riescono a mantenere grandi numeri e anche appunto a rispettare quello che dicevamo prima. Esatto, no, i grandi numeri non vuol dire non avere qualità, perché i grandi numeri intanto sei soggetto a essere più controllato, non dimentichiamoci che queste aziende sono tutte sotto AIA, autorizzazione integrata ambientale, perciò siamo paragonati all'industria, siamo controllati e posso permetterti di dirti che specialmente in Friuli siamo molto controllati. Non possiamo dire che qui mancano i controlli AS, forestale e cose. Allora andiamo ad Aviano? Andiamo ad Aviano così vediamo tutto il reparto di macellazione e sezionamento. Allora Renzo, abbiamo lasciato il tuo allevamento, la tua azienda, ora ci hai portato qui ad Aviano, al gruppo Carni Friulane, del quale sei presidente. Sì, siamo 3 soci, 3 imprenditori, di cui c'è l'azienda Testa Mulinaro, Salone Ufficio Pantarotto e l'azienda agricola Cinausero. Allora andiamo dentro a vedere cosa fate. Grazie. Qui è la cella delle cosce per il San Daniele che entrano automaticamente quando noi sezioniamo il maiale e domani verranno rifilate e direttamente vanno sull'insalatura San Daniele. Ecco, i maiali da dove arrivano? I maiali arrivano solo maiali friulani, c'è un disciplinare dove l'allevatore deve attingere a questo disciplinare e noi macelliamo circa 70.000 maiali all'anno solo da 16 allevamenti del Friuli, Venezia Giulia. È la struttura più importante che ci sia oggi, noi questa struttura ci siamo dal 2012, siamo andati sempre in crescente con i numeri, oggi siamo circa 1500 suine a settimana in cui si svolge in 2 volte alla settimana la macellazione. E abbiamo circa una cinquantina di persone a lavorare e serviamo, diciamo, salumifici e macellerie e gran distribuzione del territorio. Ecco, voi siete tra i primi che hanno aderito al marchio Acqua, o sbaglio? Sì, siamo i primi, teniamo conto che per fare questo lavoro ci hanno creduto circa 20 allevatori che fanno parte di questa filiera e il gruppo Carni Friulane è composto, diciamo, da 3 imprenditori che nel 2012 ci hanno creduto a prendere questa struttura, diciamo, a raddoppiarla e a portare a questi livelli questa azienda. Qui dentro le carni che lavorazione subiscono, come vengono lavorate? Allora, qui abbiamo 2 reparti fondamentali, il reparto di macellazione e il reparto di sezionamento, che noi facciamo anche un po' di conto terzi. E il grosso del lavoro, diciamo, passa per il banco di sezionamento dove adesso state vedendo le mezzene che stanno passando e vengono sezionate, viene diviso dal prosciutto di San Daniele, qui ci fa solamente prosciutto per fare il San Daniele e poi tutta la parte, gli altri pezzi, i tagli della carne. Zoppolati mi ha chiesto poi qualche taglio in particolare, possiamo conoscere allora poi tutti i vari tagli? Sì. Poi vi faremo vedere e conoscere la spiegazione, ve la darà il mio socio, di tutti i tagli in cui anche Zoppolato lo porteremo. Siamo in compagnia, come ci aveva anticipato prima il collega, socio Renzo, di Loris Pantarotto, che è amministratore delegato e responsabile commerciale del gruppo Carni Friulane. Qui proprio c'è tutta la linea di sezionamento, di macellazione. Sì, come vi ha spiegato prima Renzo, noi siamo il macello di riferimento in Friuli, macelliamo circa 70.000 maiali all'anno, tutti nati, allevati e alimentati con prodotti friulani, diciamo, entro i 90 km del macello con prodotti Acqua.
Ecco, abbiamo visto e ci ha fatto vedere appunto poi anche già la preparazione poi per le cosce che serviranno a San Daniele per i prosciutti. Qui invece seguiamo un altro tipo di percorso. Da qui in poi cosa accade? Sì, qua siamo sulla zona del sezionamento. Il macello macella 100 maiali all'ora e seziona 100 maiali all'ora per le tipicità. Prima vi sentivo usare diversi termini, per esempio hai detto fammi alla bolognese, cosa vuol dire? Sì, no, gli spiegavo al ragazzo Bologna, non alla bolognese. Esatto, gli spiegavo al ragazzo il tipo di taglio sui lombi da fare. In base alle richieste dei clienti noi gli prepariamo la carne come vogliono loro. Sono tutti ragazzi formati, ogni ragazzo sa fare il suo lavoro. Anche perché è difficile, c'è una sapienza quasi artigianale dietro. Esatto, sembra facile, però per nulla facile. Non sembra. No, sono tutti ragazzi che pian piano hanno imparato il lavoro qua, grazie anche a un team che siamo un po' tutti affiatati, abbiamo iniziato tutti che praticamente fra virgolette da zero 5 anni fa e pian piano gli abbiamo insegnato a tutti questi ragazzi, ognuno la sua posizione, ognuno il suo taglio, e vedo che adesso abbiamo delle grosse soddisfazioni qualitativamente anche sulla lavorazione. Abbiamo clienti i più importanti d'Italia, le aziende più importanti che vengono da noi perché abbiamo veramente un prodotto che si stacca dalla massa, abbiamo un prodotto veramente di qualità. Adesso abbiamo fermato una mezzena di maiale per far vedere tutti i tagli anatomici perché prima in velocità non si riusciva a capire tanto bene. Volevamo far vedere in una mezzena di maiale i tagli e cosa si fa con questi tagli di maiale qua. Allora, Luca, vai. io prendo appunti mentalmente adesso Luca perché sta staccando la coscia di maiale, la coscia del maiale. Questa coscia qua verrà messa in frigo, raffreddata, domani verrà refilata e andrà a San Daniele. In questo caso va in prosciuttificio Testa e Molinaro. Adesso sta tagliando un pezzettino di carne che si chiama bardella, quella carne lì è una fra le migliori per far salame, per produrre il salame, insieme al fondello e al trito di banco che vediamo dopo. Adesso sta staccando la coppa, che è un taglio che vengono o le bracciole di coppa come carne fresca o bistecca di coppa per fare la griglia, che è buonissima, o altrimenti viene disossata, refilata e fatta coppa stagionata, all'osso collo. Adesso Luca ci sta staccando la costina di maiale, che è la classica costa che si fa alla griglia, soprattutto d'estate. Qua adesso lui ci sta staccando il lombo del maiale, da cui invece si fa? Qui vengono o le bracciole oppure se si disossa viene la lonza di maiale, che dopo gliela diamo al nostro Paolino che vediamo cosa è capace di fare. Il pezzo che ha staccato adesso, quello piccolo là, è il fondello, è una carne molto buona per far salame, un pezzo di coscia che io uso per far salame, il fondello. Anche perché ricordiamo che insomma che anche... Io ho anche un salumificio, esatto, a San Vito, che prossimamente venite anche a vedere. Questa qua è la spalla di maiale, che dà vari tagli. Qua è molto buono lo stinco per fare il forno, è molto buono 2 tagli di carne alla paletta che per fare arrosta o brasata, viene un buon spezzatino sulla carne di spalla, e se è denervata molto bene, denervata e curata bene, sgrassata, viene fuori anche un buon salame. Con i nervi della spalla si usano per fare i cotechini. Adesso Luca ci stacca la pancetta. La pancetta sappiamo tutti che sono 1000 modi da farla, rotolata, steccata, pressata, tutto quanto, e più in cucina si può usare anche per condire carni magari più magre. Per esempio un rotolo di vitello con una fettina di pancetta, il coniglio con una fettina... Sei anche uno chef, o sbaglio? Mi ha insegnato un po' Paolo. Dopo c'è il lardello. In questo caso non è molto alto, però sui lardelli alti si può fare anche tipo colonnata, diciamo, no? Il lardo tipo di colonnata. In questo caso qua noi lo usiamo per i salumi, diciamo, per l'industria del salume. Un altro pezzo di carne che è il più buono in assoluto per fare il salame è questo qua. Luca, firmami la pancetta. È sto magro qua. Questo magro qua è una carne
per fare il salame secondo me è la migliore, non ha un nervo, è tenerissima, è marazzata e ti dà la morbidezza al salame, rimane un salame asciutto e morbido che è il salame tradizionale friulano. Ringraziamo intanto per averci mostrato tutto quanto. Voi una battuta finale, però come vi siete messi assieme? Come è nato il gruppo Carni Friulane? Il gruppo Carne Friulane è nato tutto per caso, in tre un po' così hanno deciso di partire pian piano. È un po' così adesso. Così, no? Abbiamo deciso, ma l'idea iniziale non era quella di far 70.000 maiali all'anno, l'idea iniziale era quella di fare i maiali di Cinausolo, trasformarli, vendere un po' qua un po' là. Dopo, un po' perché ci costringono un po' la legge dei numeri, un pochettino perché abbiamo visto che onestamente siamo molto ben visti, abbiamo una qualità superiore alla media, superiore a tutto, abbiamo fatto questo percorso e oggi siamo, dopo 4 anni, da 0 a 70.000 maiali all'anno e circa 50-60 persone che ci lavorano. Adesso abbiamo Riccardo qua che ti fa vedere come si ricava una lonza di un carré taglio Bologna. Allora, inizia staccando il filetto, molto buono anche quello. Adesso invece cosa sta facendo? Adesso lui sta disossando pian piano il lombo del maiale, praticamente ha il famoso carré taglio Bologna di prima, gli stiamo togliendo l'osso per ricavare la lonza che dopo gliela daremo al nostro chef Paolo per la ricetta. Taglio Bologna che si differenzia dal? Ci sono diciamo 4 tipi di carré. Allora il taglio Bologna è solo la schiena, solo la schiena. Taglio carré, taglio Padova è la schiena con la costina. Taglio Modena è la schiena, costina e fondello, il busto di maiale è la schiena, costina, fondello e la coppa. Eccoci qua, questa qua abbiamo ricavato praticamente dal carré taglio Bologna la lonza di maiale, che è il cuore della schiena del maiale. Adesso io vorrei regalarti, no, non regalarti, scusa, vorrei darti un pezzo che glielo portiamo a Paolo per vedere cosa ci sa fare. Cosa ci sa fare. E poi gli facciamo tagliare anche il filetto un giorno. Che non ci rovini anche la carne. Povero Paolo. Tagliamo un pezzettino così e questo qua glielo diamo a Paolo. Grazie mille. Speriamo bene, no? Sì, speriamo bene. Acqua in bocca, eh. Paolo, grazie intanto perché ho fatto un figurone a San Valentino dopo la scorsa puntata. Oh, sei col cuore. Sono proprio contento, guarda, vedi che serve esercitarsi a casa. Adesso il cuore mi batte perché io sono ancora emozionata in realtà e quindi spero che mi vai per gradi un po' con le difficoltà delle Allora è stato veramente un bel San Valentino. Ok, andiamo. Assadomo lui, Sì. Allora quindi facciamo. sono andata dal gruppo Carni di Aviano. Perfetto. E ho preso la carne, la lonza di maiale, bravissima. Quindi che dal frigo. Con? Allora la prepariamo con faremo delle roselline, quindi andremo a avvolgere all'interno con il prosciutto di San Daniele, il montasio. Cioè tu a febbraio sei proprio in tema cuoricini, roselline, tutto bene. Certo, tutto e poi romantico. sai, roselline perché andiamo verso la primavera. Giusto, dopo. giusto. Un po' di verde, un po' di verdura, comunque le spinaci che salteremo velocemente e una polenta che ci vuole. Poi, sai, tu da carnica, Sì. la polenta vuoi Che mettere. raccoglievo le pannocchie, poi le portavamo a macinare sì? a piedi, c'è un bellissimo mulino. Però io la polenta sono abituata a farla col... No, che ho paura, aspetta come... Cioè, con la mescula, come lo chiami? Il baston, il meshkul? il meshkul. Ecco. Nua meshkul, nua tahir. Allora, così, no? piccolo trucco, andiamo Sì. un attimo sul fuoco. L'acqua, no, sai, almeno io l'ho imparato da mia madre questo, Sì. Si mette un velo di farina di polenta sull'acqua. Sì. Così questo serve a capire quando sta per bollire l'acqua. Vedi il movimento? Ah, lo capisci il quando movimento vedi le quando è più facile particelle piuttosto che fosse solo l'acqua, no? Ok. E come sempre dopo la polenta verrà messa giù a pioggia piano piano, mescolando. In questo caso siamo Sì, moderni, usiamo sì, la sì, frusta. sì. Adesso la Però facciamo intanto noi. che si scalda, anzi possiamo già partire. Vado io?
Provo? Vai. Allora tu mescoli. Sì, facciamo così. E io vado con la farina. Allora, team. opla, ecco già il disastro. Sono contenta che il disastro Dopo non so solo io. puliremo. Si va a occhio come Allora, quantità? calcola che a seconda della farina di polenta va dalle 3 alle 4 volte di acqua, il suo peso di farina, quindi 600 va a Sì. 400 di acqua. Ah, ok. Ecco, per capirci, facciamo un po' Sì, di matematica, sì, sì. a parte ciò che abbiamo, anzi che ho, è giusto ammettere, che ho spanto qua fuori, ma sai, così, se no... Se no sono l'unica. Ecco, A allora posto? lasciamo qua che sobbolle piano piano. Allora, un po' come regola, no? Non si fa la croce qua? Non la so questa. Non la sai? No, non la so questa della croce, dimmi. Quando si fa la polenta nel paiolo tra, Sì. tra Chialdere e tra Chialderucce, c'era l'usanza, se non sbaglio, di fare, fare- una croce proprio con il mestolo. Ah, non lo sapevo. Che per evitare... Io lo sapevo prima, da dietro le quinte ci dicono quando rovesci, ma quando cominci in sostanza, quando comincia un po' a rapprendersi, croce per evitare che si formino i grops di Ah, ho farina. capito. Non lo Così, sapevo. una Sai che questa benedizione. cosa non la, questa Vabbè. cosa non la sapevo. Ok. Io so solo che mia madre, Sì. ancora un po' quando cominciavo a fare la polenta, dopo ho imparato, eccetera, eccetera, quasi quasi mi metteva, vediamo se ce l'ho qua, sì? Cioè mi metteva quasi, scusa, quasi un orologio. Questo. Boh, lascia stare, questo è un giocattolino. Sì. Mi metteva, allora, minimo voleva 40 minuti di cottura. Mm-hmm. E poi assolutamente, anzi questo lo uso a casa io, ma in questo caso a casa tua usiamo questo tipo di pentole, voleva, torno a scappare, sempre nel paiolo di ecco, rame. di rame. Che sai che vantaggi ha? Il rame ha il vantaggio che riesce a scaldare tutto in giro anche sulle pareti molto Distribuisce più uniformemente il esatto calore? rispetto ad altri tipi di pentole. Però sai, adesso da giovane sei più moderna, però i tempi di cottura devono rimanere almeno 40 minuti. Ok. Intanto siamo partiti Quindi e puliremo abbiamo 40 dopo. minuti per fare il resto, con calma, stavolta. Con calma, insomma. Allora, in questo caso, l'onza di maiale, diamo una pulitina alla parte esterna e tagliamo delle fettine. Io lì poi ho visto tutte le lavorazioni delle carni, come Sì. sempre da marchio qua, rispettando l'ambiente, il benessere degli animali e quant'altro, quindi insomma, Che è cerco di utilissimo conoscerla un capire, pochino. anche perché alla fine stiamo usando una carne di maiale, sai, il maiale è una delle carni più usate nella nostra regione. E se dobbiamo andare a analizzare, allora se dobbiamo andare sul manzo c'è la pezzata rossa friulana, però il maiale è, diciamo, la carne principe nella nostra cucina, potrebbero essere anche gli animali da cortile. Però quello lo vedi anche con i salumi, con tutto il resto, il porco è il re. Io mi emoziono, battendo adesso? sto battendo un po' la carne, sto battendola leggermente E dei tagliettini? per una cosa, per rompere un po' le fibre, no? Ah, ok. Allora, l'ho fatto io questo, giusto così per... Comincio a prendere il prosciutto e ci mettiamo delle striscioline di prosciutto sopra la carne. Prendo la fettina o la devo tagliare? Vai, prendi la fettina, la puoi anche un po' spezzettare, basta, perché dopo noi andiamo a chiuderlo come se fosse un involtino. Così? Sì, perfetto. Intanto io mi organizzo col montasio. Senti, ma a parte basarsi su proprio, cioè, un segreto per scegliere una buona carne, tu mi stai insegnando a scegliere appunto i prodotti locali, a guardare Sì. proprio dal produttore al consumatore veramente, al di là degli slogan, ma la vedi anche all'occhio proprio Sì. che questa è una buona carne? quella No, che poi abbiamo vedi, scelto? tante volte vedi, hanno il difetto che anche quando la tagli vedi che rilasciano anche dell'acqua. Quindi tante volte, sai, la carne ha bisogno di essere riposata, quello che dicono frollita, deve essere matura per essere utilizzata, no? La riconosci a occhio A occhio, nudo, sì. praticamente, già lavorando. Poi come guardando. tutto devi anche fidarti dei produttori. Secondo me la cosa più importante è cercare di affezionarsi
a ciò che hai nell'area, nella tua regione, con i produttori della tua regione, perché puoi anche interloquire e quindi scoprire e anche a loro dare dei consigli, no? Questo è importante. Allora, vai a mettere questi, diciamo, bastoncini di formaggio Montasio, quindi altro prodotto regionale. Intanto vado a mescolare un attimo la polenta. E sai cosa faccio? Intanto che fai lì, io cerco di togliere i danni che ho fatto. Ne taglio ancora un po' intanto di formaggio. Bravissima. Perché non era abbastanza. Senza tagliarmi un dito. Sì, la polenta si mescola Di tanto in di tanto tanto. in tanto. Ok. Non è come il risotto Sì. e quindi va bene mescolata di tanto in tanto. Ok. Poi, come vedi, questo è un po' il principio un po' dell'involtino, no? Che Posso? potrebbe essere... Grazie. Vai, sai, siamo anche a ora di pranzo. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a rotolare. Però io ho detto che andiamo a formare delle roselline, quindi andiamo a aprire la parte superiore e a fermare infilzi dopo comunque. con uno stuzzicadente. Ecco, questo dopo andiamo a mettere, dici che ce la fai? Comincia a rotolare, dopo ti aiuto io. Grazie, troppo gentile. Mi avevano detto che Che ero severo. eri severo. No, si vede che le more mi fanno diventare più dolce, non lo so. Saranno le bionde che... c'è Forbu. Allora, vediamo un po'. Può Tu andare? ferma, vediamo. Perfetto, beh si vede che c'è il tocco femminile. Dici? Sì, sì, Io sì, sì. non Dopo adesso anche questo, andiamo in cottura, piano piano il formaggio si scioglierà, andiamo a formare, quindi mantiene la carne la forma che abbiamo detto di questa rosa. Questa rosellina. Sì, una viene, due non esageriamo. Insomma, No, beh, vedi di essere brava. Non farmi diventare cattivo. Ma tu in cucina sei severo? Cioè sei tipo quegli chef americani un po' che urlano, sbraitano? Dimmi la verità. Hai un'altra hai un'altra domanda? Forse è meglio un'altra domanda. Va bene. No, dipende dal momento. Sai cos'è? sei anche Che un po'... alla fine facciamo un mestiere che ha dei tempi molto Sì. intensi, molto veloci. E quindi c'è l'adrenalina, E quindi la ogni tanto dopo tensione. magari c'è la tensione, dopo passa tutto, no? È vero. Siamo alla terza, diciamo, alla terza nostra Ma lezione. guarda che la lezione nella- l'altra volta in fiera mi è servita. Un Ecco, pochino, vedi, mi però sono alla allenata. fine, guarda, secondo me Ho un futuro, dici? hai un futuro, sei fin troppo brava. Beh, cercherò di fare qualche quindi? disastro. C'è tempo. C'è sempre, per i disastri, io intanto oggi ho combinato già io un disastro con la farina di polenta, no? Che ho spanta, ma adesso Sì, ma sono tanto riuscito, come sai pulisci tu, quindi sono io non riuscito un turbo più di po' a tanto, pulire. sinceramente. Prendiamo sempre un po' di erbe aromatiche, allora in questo caso del rosmarino, un po' di salvia. Opla. Qua rimangono pezzi di formaggio che fanno disordine. Allora, bellissime le roselline fermate con lo stuzzicadente, andiamo a metterle sul fuoco, intanto Posso fare la foto velocissima, Sì, visto che sono vai. riuscite bene? ti Così... metto anche rosmarino, un po' di salvia, così ti La mando alla ricordi? mia mamma, fatta. Brava, Via. vai. Allora, roselline, così come sono? Sì, le appoggi, che la cottura andrà avanti piano piano, rilasciando. Come vedi non abbiamo messo il sale, perché c'è già il prosciutto di San Daniele che rilascia i suoi sapori Ah, quindi non lo e il metteremo formaggio neanche? montato. Non lo mettiamo, metteremo proprio. anche perché dobbiamo un po' abituarci a mangiare con un po' meno sale. È vero. So che tu sei una tipa saporita. No, in realtà no. Però- Ah no? Ah, vedi, allora siamo sulla strada giusta. Speziata sì, mi piacciono le spezie, ma il sale non posso insomma limitarlo. Prendiamo Vai. anche gli spinaci. Sì, Allora, gli spinaci che hai pulito, tolto un po' il gambetto. Allora, in Sì. questo caso, tanti pensano anche a casa, ma no, le spinaci non le faccio perché è complicato e tutto, perché magari devo sbollentarle in acqua. Invece andiamo direttamente in padella. Le foglie, spezzettandoli. guarda, le foglie più grandi le spezzetti, perché se usi le spinacine quelle più piccole, tipo foglioline piccole così, ok. quelle un po' più grandi le spezzetti. E vado. Uno spicchio d'aglio e un po' di olio. L'aglio sempre vestito? A me piace, sai perché? Perché a non tutti piace l'aglio. Allora,
L'aglio vestito, vedo che sai tutti questi termini. Perché l'aglio mi piace tantissimo. Ok. Quando si può. Allora, sai, vestito riesci più a modulare il sapore dell'aglio, no? Cioè, se tu dopo lo vuoi, lo schiacci di più, invece il vestito dà solo giusto un profumo di aglio. Ma io so tutto perché ti guardo da anni, capito? Ecco. Allora, vedi che particolarità hanno in questo caso le spinaci fatte direttamente. Pian piano rilasciano la loro acqua, quindi fanno la loro cottura e vanno ad ammorbidirsi. Questo ci serve come contorno da abbinare alle roselline fatte con la lonza di manzo, di maiale, scusa. Vedi, io adesso neanche... Non lo so perché, io mi emoziono sempre. Cioè ogni volta io mi emoziono stando vicino a te. Tutta una scusa. Tutta una scusa? Ormai le sai tutte le tecniche, no? Conosco i miei Ecco, polli. qua ci sono gli incroci. Ti ho detto che ti ho seguito, quindi una ti segue. Sì. E Vabbè, allora? dai. Vabbè, Basta spinaci? ma metti ancora un Ancora? 2, va? Io intanto, Anche perché calano. anche perché penso che tu hai sempre la partita, quindi il vino lo beviamo dopo. Anzi, guardiamo l'ora. Beh, oggi brindiamo. La prima Sì. volta non l'abbiamo fatto, almeno brindiamo i miei primi Io vado a successi. aiutarmi con un po' di acqua, potrebbe essere un po' di brodo, potrebbe essere del vino, ma non lo mettiamo oggi il vino perché lo beviamo dopo. Anzi, lo bevo io, tu è meglio che non lo bevi. No. Ecco, e continuiamo la cottura piano piano di queste roselline. Le spinaci stanno, so che è un termine magari che non è tanto bello da dire, stanno sudando in padella perché stanno rilasciando la loro acqua e pian piano, come vedi in questo caso, in questa parte centrale, si stanno cucinando. Quindi è una cosa molto semplice e veloce da fare. Bene. Che per tanti a casa tutti hanno paura, magari dicono non faccio le spinaci perché sono troppo lunghe da fare o comunque le foglie verdi. Invece basta Ma invece in questo scottare caso così, farlo basta un po'. così, sì. Un po' di sale, lo spicchietto d'aglio e un goccio d'olio. Potrebbe essere anche un po' di burro, ma stiamo un po' più leggeri in Qua questo non caso, vengono le no? croste però di polenta, no? No, ma se vedi, tu sei abituata troppo bene. No, in questo caso no, non vengono. Ma già che siamo, una curiosità, allora vedi, io altro trucco, sto bagnando, Sì. quindi la carne si è rosolata dalla parte sotto e ha fatto già questo, vedi, questo sughetto colore leggermente marroncino. Io vado a bagnare sopra col cucchiaio, con questo sughetto vado a bagnare le roselline per fare una cottura anche nella parte sopra. Ecco, quindi sono dei piccoli trucchi. Perché non le gireremo mai, si Non le cuoceranno giriamo, semplicemente sì, così. esatto. Quindi va avanti la cottura così, pian piano, e con l'evaporazione, pian pianino si cucina tutta la parte anche sopra. La polenta, ma tu la colazione la facevi da piccola con la polenta? No. Ma come no? Però mi piaceva la polenta a colazione. Io sì. Quando rimane effettivamente no, però polenta rostita magari il giorno dopo a pranzo. Rostida, ha detto rostida, eh? No, Che se non la rostida. clami su tu. Rostida. Beh, allora. No, non è rostida. No, mi piaceva. Ma io sono del Coglio, cosa vuoi? Ma tu fai anche la polenta morbidina con sopra il latte, poi come si chiama quella? Non Ma lo tipo il fai? zouf? Il zouf, sì. No, io sai che facevo colazione? La polenta avanzata del giorno prima, Con? tagliata a cubetti, poi ti dico ai tempi mia madre, da piccolo mi faceva il caffè latte o del latte caldo e io buttavo i cubetti di polenta dentro nel latte, intanto si raffreddava il latte e così mangiavo questo. Per non dirti la mia colazione la mattina, uovo sbattuto con un goccio di grappa. Quella che fai adesso? No, che che facevo uovo Tua mamma sbattuto t'ha con un po' di con po' di lo grappa? zucchero, un po' di grappa all'elementare, sai, arrivavo, non era lontano, ma arrivavo abbastanza Ti dava la sobrio. carica per la giornata. Proprio. Esatto. Allora, noi cominciamo pian piano a organizzarci anche il piatto, no? Quindi le spinaci sono andate... Oggi facciamo piatto tondo? Oggi tutto tondo. Ok.
Allora, le spinaci che abbiamo aromatizzato solo con uno spicchio d'aglio, come hai detto tu giustamente, vestito, un po' di sale, un po' di olio, le roselline che pian piano si stanno cucinando. Allora andiamo a mettere, cosa dici, la polenta? Ah, la polenta sotto? Io la metterei come sotto, letto? è come letto, ci vuole, no? Bello. Ci piace, Allora, ci piace? Vado io? Vai. Allora, Perché per l'impiattamento non mi sento pronta. facciamo polentina, andiamo abbastanza abbondanti, dai, piatto unico, Sempre. sempre, polentina morbida, le spinaci che anche danno, come si dice, l'occhio vuole la sua parte. Cioè pensa ai cuochi, no? L'occhio vuole la sua parte. Curano tanto cuoco deve questo accontentare discorso, tutto. cura tanto questo discorso estetico. Neanche fosse come voi donne che dovete curare il vostro aspetto estetico, cioè i cuochi forse dovrebbero fare Ma tu da... non sei quindi di quegli uomini che si mettono la cremina o di come- solo l'aspetto estetico dei piatti? come o si ti metti dice- le cremine- Ma l'uomo No. sta diventando sempre più vanitoso, Io sai dove l'ho scoperto? L'ho scoperto andando in giro e l'ho scoperto, pensa, in aeroporto a Roma. Ah, perché? Dove ci sono, così, aspettando magari l'aereo per tornare in Friuli, ecco qua, quindi chiaramente vado a togliere lo stuzzicadente, Giusto. no? E un poco del suo sughetto, però io lo vado a mettere qua in Sembra giro, un no? bouquet. Sì, adesso stiamo andando pian piano verso la primavera e quindi ed è il piatto pronto. E quindi dimmi in fiera, mentre faccio la foto, No, in aeroporto cosa avevi Allora, scoperto? intanto vado a vedere e così giro per i negozi e vedo dove sono tutti i negozi di profumerie. Io ero convinto che gli uomini andavano in aeroporto a prendere il profumo o qualcosa per regalare alla loro donna. Invece? Come dice un cuoco, con i cavoli. Eh. Prendono per loro i profumi, le cremine, questo e quell'altro. Allora io zitto zitto ho capito che l'uomo è diventato sempre più vanitoso. Hai cominciato anche tu È dopo cominciato. a prendere. Ok. Fatta? Sai Fatta? che io vorrei assaggiare. Sì, e allora andiamo a assaggiare. Va Prima benissimo. assaggiamo o prima prendiamo? No, prendiamo stavolta, dai. Alla terza ricetta realizzata da me. in Da realtà, questa brava da ragazza, Cioccolatti. e continuo a dire, è brava. Acqua in bocca. Anzi, questo potete dirlo. Grazie Paolo.